Buon pomeriggio, ben trovati. Il nostro Sicilia 24 Focus oggi si occupa di prevenzione del tumore al seno. Lo facciamo spesso, forse mai abbastanza per quello che concerne la parola prevenzione, ma lo facciamo in questo mese di maggio, che è volutamente un mese dedicato ampiamente con una serie di iniziative proprio alla prevenzione del tumore al seno. Dunque do il ben trovata alla dottoressa Francesca Catalano. Buon pomeriggio, direttore dell'unità operativa complessa di senologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Ben trovata. Buon pomeriggio a voi. E poi mi collego con Valeria Maglia, direttore, tra l'altro oggi è una cosa rara avere il collegamento, di solito è qui con noi, per oggi appunto ci colleghiamo con lei, direttore di Medical Excellence TV. Ben trovata Valeria. Grazie a te, ovviamente saluto. È un collegamento un po' strano perché non ti sentiamo benissimo, vediamo di ottimizzare la posizione di questo collegamento perché la collega è sempre insomma un po' in giro per tutta la Sicilia e non solo per partecipare, per portare la sua esperienza in tanti convegni dedicati alla medicina. La sentiremo tra un attimo, intanto iniziamo subito. Maggio in forma, di maggio, insomma siamo a maggio avanzato, ma dopodomani c'è un appuntamento molto atteso e molto importante proprio nell'ambito di Maggio in Forma a Catania. Cosa accadrà, dottoressa? Ma intanto è l'11ª edizione, Roberta, quindi da 11 anni Andos, Comitato di Catania, insieme alla Fondazione Tregua, ovviamente voglio ringraziare Raffaella, certo, che è un'amica e con la quale condividiamo questo progetto ormai da 11 anni, quindi tanto tempo. Diamo la possibilità sabato alle 8:30, dalle 8:30 alle 12:30 in piazza Stesicolo, diamo la possibilità alle donne di Catania e provincia di prenotare gratuitamente una mammografia e in una fascia di età particolare, che è quella che va dai 40 ai 49 anni, che in realtà non è coperta dallo screening. Voi sapete che lo screening mammografico si occupa delle donne tra i 49 e i 69 anni. Ogni 2 anni arriva a casa la lettera, prendetela e leggetela, donne che ci state ascoltando, e le donne possono fare una mammografia ogni 2 anni con lo screening, assolutamente gratuita anche quella. Alcune regioni virtuose cominciano già da 45 anni. Bene, la Sicilia da questo punto di vista è scoperta, quindi noi offriamo la possibilità a donne più giovani, dove il tumore mammario può verificarsi, di eseguire presso l'Andos, che appunto ha un mammografo, una mammografia gratuita, e questo è, diciamo, il punto principale del Maggio in Forma. Allora, per iniziative del genere ci vuole un'organizzazione importante, no? Naturalmente si muovono tutte le donne che fanno parte di Andos e naturalmente la dottoressa ha ricordato la Fondazione Tregua, che è importantissima, certo, da questo punto di vista. Tutte queste donne che si muovono insieme per le donne lo fanno perché hanno vissuto un'esperienza particolare, sono sensibili al tema punto e basta, ci si muove perché ancora c'è bisogno di parlarne e di invogliare alla prevenzione. Sono tantissime le motivazioni: il volontariato, quello serio, quello fatto per bene, dove non si chiede niente in cambio, prevalentemente abbiamo la condivisione dell'esperienza, quindi donne che hanno avuto la malattia e che l'hanno superata o la stanno attraversando possono essere punto di riferimento per quelle donne che magari si approcciano, hanno avuto una diagnosi da poco tempo, e quindi il Comitato Andos offre supporto anche psicologico. Quindi da una parte Andos fa prevenzione con il mammografo, il collega che fa l'ecografia, il dottore Strano, ma d'altra parte c'è anche la riabilitazione fisica e psicologica. Vi faccio un esempio: da anni noi facciamo lo yoga e devo dire che è molto apprezzato. Oppure un'altra disciplina importantissima seguita dalla professoressa Travagliante è la medicina narrativa, certo, e anche all'interno del calendario di Maggio in Forma abbiamo 2 appuntamenti proprio che riguardano la medicina narrativa. A proposito della medicina narrativa, insomma, stravolgiamo un po', lo dico alla mia regia,
l'ordine dei contributi di foto che volevo mostrarvi. Andiamo direttamente all'ultima, visto che la dottoressa Catalano ne ha parlato. La medicina narrativa significa anche la possibilità di sedersi, leggere un libro. La casa dei mattoni rossi peraltro è stata presentata anche al Salone del Libro di Torino con grandissima attenzione e grande successo. È un po' come sedersi, no? Insieme a tante donne che si raccontano sulla base di esperienze anche dolorose ma anche di rinascita. Allora, è un libro tutto sommato divertente, nel senso che con la professoressa Travagliante abbiamo immaginato questa casa dai mattoni rossi dove molte donne che hanno voluto scrivere del proprio vissuto, della propria malattia, insieme a me e alla professoressa Travagliante, quindi immaginando, si decide di passare insieme un weekend. E in questo weekend ognuna, solo chi vuole chiaramente, racconta la propria storia ed è veramente carino il libro, ci sono anche dei colpi di scena e tutto finisce con un bagno a mare in una spiaggia meravigliosa. Allora, io vorrei vedere se il collegamento con Valeria si è un po', come dire, ottimizzato e quindi le vorrei chiamare in causa. Valeria, allora, dicevamo che tu da giornalista scientifica giri davvero un po' non solo la nostra isola ma tutto il paese. Hai raccolto questa, come dire, questo timore che c'è ancora ad affrontare un esame diagnostico sul tema del tumore al seno? Cioè, quanto bisogno c'è ancora di ribadire il tema della prevenzione? Ma mi sentite bene? Sì? Allora, purtroppo c'è ancora tantissimo bisogno. I dati agli screening parlano chiaro. Siamo ancora una regione con un bassissimo tasso di affluenza a quelli che sono gli screening, vaccinazioni e quindi purtroppo anche la prevenzione. Forse sulla prevenzione del tumore al seno siamo leggermente meglio, ma la situazione purtroppo ancora non è piacevole da un punto di vista numerico, quindi dobbiamo continuare ancora molto a fare prevenzione, a parlarne, a spiegare il valore di questi esami e dell'importanza di prevenire piuttosto che curare, perché poi entrano tutti, ovviamente quando si riscontra una patologia tumorale poi si chiede ai medici l'impossibile, il miracolo di intervenire subito, di fare tutto, ma dipende poi anche dalla situazione. Se questo concetto fosse capito e recepito in tempo, se si superassero le paure, i preconcetti, non si dovrebbe poi purtroppo arrivare all'estremo e chiedere ai medici ovviamente di dover intervenire anche in situazioni che spesso non permettono loro di intervenire come sarebbe stato possibile farlo in altri tempi. Valeria, hai usato la parola paure, timori, no? Quali sono questi timori? Quali sono quelli che tu hai riscontrato? Parlando con le donne, anche tu? Paradossalmente, allora poi dipende ovviamente da tumore a tumore. In questo caso parliamo del tumore al seno, perché là subentrano poi una serie. Cioè, ci sono dei fattori psicologici. L'essere umano tende sempre a non pensare a ciò di cui ha paura. Cioè, tranne quando il problema reale lo ha di fronte. Quindi fare prevenzione è come doverlo affrontare prima, cioè si tende a non volerci pensare, no, tanto no, poi. Quando invece c'è il problema, in quel caso allora poi lo dobbiamo affrontare. Quindi prima cosa c'è non so come spiegarlo, è una protezione inconscia dell'essere umano nel non voler affrontare alcune cose che fanno paura. E quindi anche quando tu devi fare, io conosco un sacco di donne che quando devono andare a fare l'esame mammografico è come se andassero alla ghigliottina, sono terrorizzate e quindi lo affrontano in una maniera complessa, come se fosse quello il problema. Ora poi di dover affrontare una situazione che, diciamolo, insomma, i medici sono bravissimi, alla Breast Unit del Cannizzaro, insomma, io leggo solo dei commenti meravigliosi, però dobbiamo anche aiutarli noi, certo. Cioè, dobbiamo metterli anche nelle condizioni di arrivare... Certo, la dottoressa Catalano insieme a tanti altri bravissimi medici, ma soprattutto lei anche come Andos, lo continua a dire da anni e anni, cioè un tumore preso in tempo
dà la possibilità a una donna di essere salvata, di salvarsi, di avere una qualità della vita, sicuramente di continuare a farlo nel miglior modo possibile. Quindi non far finta di non affrontare il problema non aiuta. Valeria, allora andiamo a te e poi ti congediamo perché il nostro collegamento oggi è un po' così. E allora... Sì, io chiedo scusa, ma purtroppo... purtroppo devo raggiungere anche io un'altra meta. Bene, allora, tu sei, come dire, una innamorata del progetto Andos e segui con grande cuore tante delle cause che sposi. Camminando... Ma io sono fondamentalmente innamorata Catalano. Della Catalano, sì, lo so, ma siamo tanti, dobbiamo dire la verità. Finalmente lo dico così pubblicamente. Allora, e quindi la seguo a occhi chiusi. Allora, Camminandos è un'altra delle iniziative che rientrano in questo maggio, è un po' il dulcis in fundo, no? Del maggio in forma. Che cos'è Camminandos e come si svolgerà? Dacci tu le indicazioni e poi ci concentriamo su un'altra parte con la dottoressa. Allora, Camminando è il secondo anno che abbiamo realizzato questa manifestazione che unisce un momento ovviamente di attività sportiva, chiamiamola giustamente, quindi ludica, un momento di aggregazione tra donne, uomini, bambini che vogliono e credono nel sostenere il concetto della prevenzione oncologica, perché tutto quello che noi raccogliamo anche con Camminando, anzi permettetemi di ringraziare il gruppo Russo Morosoli che per 2 anni di seguito ci dà la possibilità di sponsorizzare l'iniziativa, finanziandoci, supportandoci, come tanti altri sponsor che ci stanno aiutando. Noi la maglietta, con il ricavato della maglietta, continuiamo a raccogliere fondi, come ha detto la dottoressa Catalano, per poter effettuare mammografie gratuite in quella fascia di donne tra i 40 e i 49 anni che purtroppo il sistema sanitario nazionale non le inserisce nelle mammografie gratuite. Ecco, quindi questo è Camminando, sia un momento di gioia, di aggregazione, di spensieratezza, ma anche di consapevolezza dell'importanza di camminare tutte insieme per poter contrastare il tumore al seno. Quindi l'appuntamento è sabato 30 maggio, davanti al largo del Sheraton della Scogliera, arriveremo fino al castello di Acicastello. Quest'anno ringrazio il comune di Acicastello che con il patrocinio ci dà la possibilità di avere una visita gratuita all'interno del castello, e avere uno stand informativo tutto sabato mattina in piazza Castello, e poi siccome cara Roberto daremo qualche grammo, gli daremo anche la grazia. Allora, la granita era sfuggita per un problema proprio di collegamento, però la dottoressa Catalano subito insomma è entrata sulla questione granita, che è insomma anche lì è il dulcis in fundo. Valeria, grazie davvero, buon lavoro e scusaci ti abbiamo fermata. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie a te. Grazie a te. Allora, ciao, fra pochi ciao. secondi daremo una pausa, ma ricordiamo che le donne che si come dire, apprestano a iniziare un percorso di cura perché dopo un esame mammografico hanno riscontrato un problema, entrano in un percorso multidisciplinare, lo diceva prima, ma tra le altre cose con un'importante novità, perché la tecnologia aiuta tantissimo, no? Anche nel caso del tumore al seno. Che cosa può vantare il suo reparto, dottoressa, da poco tempo a questa parte? Ma in realtà dobbiamo ringraziare l'azienda Cannizzaro che ha creduto in questo progetto. L'anno scorso abbiamo iniziato queste nuove tecniche per andare a identificare i tumori non palpabili della mammella. Siamo l'unica azienda in Sicilia, l'unica breast unit che utilizza questi sistemi wireless, dove viene inserito un piccolo reperino, piccolissimo, nella lesione non palpabile da parte del radiologo esperto. Quindi abbiamo un tumore di 4 mm, 5 mm, 1 centimetro, lì dentro viene inserito questo piccolo repere wireless e in sala operatoria con una sonda dedicata riusciamo a essere guidati fino a dove dobbiamo andare a reperire la lesione e quindi portare via dove è stato messo il repere e un po' di tessuto attorno. Questo ci consente di metterlo in qualsiasi momento, quindi anche giorni prima rispetto all'intervento. Ci consente di fare delle cicatrici molto piccole e quindi salvaguardare il parametro
parenchima e il tessuto mammario sano, quindi la donna è contenta perché l'estetica ha comunque il suo valore, il suo ruolo. Cioè, immaginiamo sempre la mammella come un organo di grande sensualità. E tra l'altro questi sistemi possono essere utilizzati anche prima di una chemioterapia. Ci sono dei tumori che beneficiano prima di una chemioterapia e poi dell'intervento. Possiamo utilizzare questo semino anche prima della chemioterapia e a distanza di mesi, 6, 8, 10 mesi, lo andiamo a reperire nella stessa sede. Questo ci permette poi, facendo un esame mammografico, di capire quanto quella lesione si sia ridotta nel tempo e quindi andare a operare anche in questo caso con una piccola incisione. Bene, grazie dottoressa, ci fermiamo, c'è una pausa brevissima e torniamo anche perché abbiamo raccolto delle domande dei nostri amici a casa per lei. A tra poco. Seconda parte del nostro focus oggi è dedicato alla prevenzione del tumore al seno nell'ambito di Maggio Informa, insomma trovare delle iniziative legate ai mesi. C'è un perché maggio, dottoressa, oppure è casuale? Perché è la festa della mamma. Perché è la festa della mamma. Abbiamo pensato prima alle mamme. Ecco. E quindi insomma è un mese intenso, un mese importante. Tante persone si trovano di fronte al tumore, no? Al tumore al seno da un giorno all'altro, no? E la vita inesorabilmente cambia per quella persona, cambia per una intera famiglia. Certamente sono tante le persone che ci hanno scritto perché abbiamo appunto lanciato questo segnale, ma tante persone, come diceva lei, anche l'estetica, si preoccupano di quello che sarà dopo. Ci sono quelle che si preoccupano del prima, del durante, ci sono quelle che si preoccupano del dopo. Entrare nella Breast Unit significa anche una cura e un'attenzione al dopo, quindi al tema della ricostruzione. Certo. Oggi tutte le donne meritano un consulto per ricostruzione mammaria quando siamo costretti a togliere tutta la mammella. Direi più o meno a tutte le età. È chiaro che dobbiamo parlare di pazienti che non hanno malattie concomitanti, che non fumano. Ecco, chi ci ascolta da casa, non fumate, perché la ricostruzione mammaria si bisticcia col fumo di sigaretta. Sia che mettiamo delle protesi, e quindi ricostruzione eterologa perché utilizziamo un materiale estraneo al corpo, sia che vi proponiamo la ricostruzione mammaria con parti di noi stesse, quindi in questo caso il cosiddetto Lembo Diep che molti avranno sentito parlare, anche perché, ve lo devo dire, siamo l'unica azienda in Italia che ha un numero elevatissimo di ricostruzioni con il Lembo Diep. Cos'è il Lembo Diep? Per farlo capire a chi ci ascolta da casa. Togliamo il gruppo della chirurgia plastica ricostruttiva con il professore Lombardo che si è formato fuori e ha una grandissima esperienza, togliamo parti dell'addome che corrisponde alla cute, il sottocute e i vasi sanguigni, quindi un'addominoplastica. Quando vogliamo fare qualcosa per la bellezza, un'addominoplastica, anziché buttare via il contenuto, questo contenuto viene utilizzato per ricostruire la mammella mancante. Questa ricostruzione si chiama autologa perché è tessuto nostro, non avrà mai rigetto perché è tessuto nostro, quindi viene riconosciuto chiaramente dal sistema immunitario e tutto sembra anche molto più naturale. È chiaro che questi due tipi di ricostruzione, quella autologa col tessuto proprio e quella con le protesi, vanno vestite sulla paziente che abbiamo davanti. Non possiamo ricostruire tutte con le protesi, ma non possiamo neanche ricostruire tutte col tessuto autologo. Quindi diciamo che si fa un progetto. Abbiamo la paziente davanti e facciamo un progetto. Viene disegnata, vengono prese le misure e su quella paziente si cuce come un vestito anche la ricostruzione. Allora, io credo di aver capito che l'intervento di fronte a un tumore al seno è sempre dall'inizio fino alla fine, quindi fino alla ricostruzione, un progetto personalizzato, cioè immagino che lo sia per diciamo le terapie, per il tipo di intervento, per il tipo di ricostruzione, quindi è complicato probabilmente rispondere a delle domande generiche perché ogni caso è diverso, singolo, è diverso, ma c'è una, diciamo, qualcosa che abbiamo che possiamo utilizzare, lo facciamo sempre ogni settimana, il gruppo multidisciplinare, ne accennavi prima, in realtà ogni settimana noi ci riuniamo con tutti gli specialisti, quindi c'è il radiologo, senologo, c'è l'oncologo, l'anatomopatologo, tutte le figure e insieme prendiamo una decisione, quindi il margine di errore quando siamo tutti insieme si abbassa.
la percentuale di poter sbagliare è veramente bassa, perché è una decisione condivisa. Allora, qualche domanda gliela giro. Sì. Allora, partiamo subito. Lo svuotamento del seno, rimaniamo in tema, va fatto anche in presenza di un tumore molto piccolo e di un solo linfonodo ascellare. Qua siamo nel particolare, quindi non credo, è complicato. Allora, tumore piccolo, allora, innanzitutto dobbiamo mettere sul piatto della bilancia misura del tumore e misura della mammella. Cos'è un tumore piccolo? Un tumore piccolo è un tumore di 1 centimetro, 1,5 centimetri, ma se abbiamo una mammella che è una quinta misura, diventa piccolo anche un tumore di 1,8 centimetri, Quindi 2 è rapportato centimetri. alla dimensione del seno. Quindi chiaramente va sempre rapportato in base alla taglia, alla misura della mammella. Per un tumore piccolo sicuramente si fa un quadrante, cioè togliamo la malattia e un po' di tessuto attorno e poi ricomponiamo la mammella che rimane. E in presenza anche del linfonodo. Linfonodo, se immaginiamo che il linfonodo è metastatico, in alcuni casi va fatta la dissezione ascellare, in altri casi se il linfonodo ad esempio è micrometastatico oppure contiene le cellule tumorali isolate non si procede a dissezione ascellare, poi la paziente andrà ovviamente dall'oncologo e l'oncologo sa bene quale terapia poter vestire anche qui alla paziente. E qui c'è una domanda abbastanza ricorrente. In alcuni casi si fa la chemioterapia prima dell'intervento, in altri dopo. Da cosa dipende? Dipende dalle dimensioni del tumore, dall'istologico, cioè dalla carta d'identità, e se malauguratamente sono già presenti delle metastasi. Queste sono le 3 cose basilari. Quali tumori ci spaventano? Sì. Ma possiamo affrontarli, attenzione, Sì. quindi non ci spaventiamo a casa. Ci spaventano i triplo negativi, sono i tumori che hanno un'aggressività maggiore. Quindi questi tumori, anche se sono di 2 centimetri, è meglio invece per questi tumori sottoporre la paziente a chemioterapia e successivamente operarla. Questo perché? Perché gli studi ci dicono che la paziente ha una sopravvivenza maggiore se viene trattata inizialmente con una chemioterapia. Quindi il triplo negativo, che è quello che fa paura alla donna, ma fa paura anche a noi, spesso va prima a chemioterapia e si dice neoadiuvante, con eccellenti risultati. A volte non troviamo più nulla. Allora, andiamo avanti. C'è un'altra domanda, sono tante, quindi la scelgo così. Dopo un intervento al seno, quali controlli bisogna continuare a fare negli anni successivi? Allora, ogni 6 mesi la visita senologica di controllo, la mammografia e l'ecografia una volta l'anno e poi l'oncologo prende per mano la paziente e la segue prima a distanza molto ravvicinata, poi man mano che passano gli anni questi controlli ovviamente vengono un pochino dilazionati nel tempo, però chiaramente una paziente che ha avuto un tumore noi le seguiamo tutta la vita. Ci sono le recidive poi, ci no? sono le Magari recidive, da un seno all'altro. esatto, quindi... ci sono le recidive sulla stessa mammella a Sì. volte, quindi la visita ogni 6 mesi col chirurgo che ha preso in carico la paziente, l'oncologo sempre presente e gli esami diagnostici una volta l'anno. Una curiosità, gli impianti al seno possono rendere più difficile la prevenzione o la diagnosi precoce? Nel senso che in alcuni casi noi utilizziamo una metodica di secondo livello che si chiama risonanza magnetica. La risonanza magnetica è in grado di farci capire molto di più su una mammella che ha un impianto protesico fatto magari per estetica. Ecco, queste donne beneficiano non solo di mammo ed eco, ma anche di risonanza magnetica. Allora, c'è chi le chiede se esistono delle terapie diverse, cioè meno invasive o più mirate rispetto alla chemioterapia. Cioè la parola chemioterapia a volte fa un po' di paura. C'è altro che si può fare nel caso del tumore? Tante cose si possono fare, voi sapete che ormai da tanto tempo si parla di immunoterapia, che viene utilizzata in tutti i centri di eccellenza di oncologia medica, però è chiaro che dobbiamo passare attraverso un momento in cui il nostro corpo viene sottoposto a queste terapie, però io dico alle donne, meno male che esiste la chemioterapia o meno male che esiste l'immunoterapia, perché altrimenti saremmo scoperte, abbiamo fatto l'intervento, ma se non facciamo una terapia che ci aiuta ad evitare la disseminazione e quindi le eventuali metastasi, sarebbe veramente difficile curarle e guarirle.
Ecco, molte donne giovani pensano che il tumore al seno riguardi solo chi ha più di 50 anni, ma ne abbiamo parlato, Non è così, no? Anche no. l'iniziativa di Maggio Informa parla a donne che sono più giovani. Assolutamente sì. Il livello si sta abbassando o che siamo più controllate, diciamo così? Il livello si sta abbassando, troviamo tumori anche in età più giovanile, intorno ai 35 anni, 38 anni, 40 anni, quindi l'indicazione è a partire dai 25 anni, se non c'è familiarità, la visita e l'ecografia una volta l'anno. Al compimento dei 40 mettiamo dentro una mammografia. Quando facciamo soltanto la visita e la mammografia? Nei seni molto adiposi, cioè le donne che sono in menopausa, dove la ghiandola mammaria piano piano si riduce e lascia spazio al tessuto grasso, al tessuto adiposo. Lì le donne possono fare soltanto la visita e la mammografia annuali. Ecco, ci chiedono invece la paura dei tempi di attesa, delle liste d'attesa. Però rappresenta un po' un vulnus in certi casi. Allora, come affrontare io questa vi dico cosa? questo, credo che l'unità operativa che dirigo, e ringrazio i ragazzi che mi danno una mano d'aiuto in tutto questo, senza di loro sicuramente non faremmo quello che siamo riusciti a fare, è una delle poche unità operative dove non c'è lista d'attesa per il tumore. Ma questa è una cosa che io ho imposto dal primo giorno che sono arrivata in azienda ospedaliera Cannizzaro 16 anni fa, a giugno compiamo il 16° anno di attività, perché il tumore non può aspettare. Quindi chi deve essere operato, chi deve essere studiato perché c'è un campanello d'allarme, perché lo screening ha evidenziato qualcosa che non va. Noi nell'arco di massimo 2 settimane riusciamo ad accontentare le nostre pazienti e portarle al tavolo operatorio. Poi certo, se mi chiedete la lista d'attesa per fare la mammografia o l'ecografia, anche noi parliamo di un percorso con una diagnosi con una diagnosi, tumorale. con un dubbio. Sì. No, da noi le donne non aspettano. Da noi le donne non aspettano, le prendiamo in carico immediatamente, sia per fare l'approfondimento diagnostico e quindi risonanza o biopsia o entrambe le cose, e se la paziente è operabile perché è un tumore ancora in fase iniziale, le nostre pazienti aspettano massimo 15 giorni. Beh, dovrebbe essere sempre così, lo possiamo dire però, perché quello che effettivamente è il tempo, no? Nel caso dei tumori il tempo è padrone, è importantissimo, quindi anche perché per esempio ci sono dei casi nei quali, e le leggo appunto questa domanda, qualcuno si ritrova con un esame negativo e dopo un anno, per esempio, invece con un esame positivo. Non so se è il caso di questa signora che si è già fatto l'esame, ma dice: ho notato un piccolo nodulo al seno durante l'autopalpazione, ma l'ecografia dell'anno precedente era negativa. Può cambiare così velocemente? Sì, soprattutto se sono tumori che hanno una capacità riproduttiva molto alta. E in questo caso il tempo ancora più importante. Certamente, quindi l'autopalpazione è importante sia nelle ragazze che nelle donne mature, una volta al mese magari, alla fine del ciclo mestruale, palparsi è sempre importante, perché infatti questa signora se ne è accorta subito, il tumore sicuramente era piccolino. Ci sono dei tumori particolarmente aggressivi che possono evidenziarsi anche dopo soltanto qualche mese che abbiamo fatto gli esami, sono i triplo negativi di cui abbiamo parlato prima. Poi ci sono i cosiddetti tumori luminali, magari lavorassimo sempre con i tumori luminali, che sono quelli meno aggressivi, più sornioni. Io, per fare capire alle donne che è un tumore luminale dobbiamo stare sereni, dico sempre è un tumore che va come la lumaca, è sempre un tumore che può fare ovviamente il suo percorso, il suo progetto, però va più lento, e quindi prendere in tempo sia l'uno che l'altro è chiaramente un grande successo. È comunque un fenomeno emergente, ancora più numeroso, cioè ci sono sempre più casi. Dottoressa. Sì, ci sono sempre più casi, in Italia ce ne sono 55-56 mila ogni anno di nuove diagnosi. Vi devo dire che purtroppo al sud Italia ci sono molte diagnosi di tumori avanzati, anche tra giovani donne. Ne abbiamo viste 2 la scorsa settimana, una di 38 e una di 40 anni, inoperabili, con metastasi ascellari, e vi devo dire che siamo rimasti sconvolti nel momento in cui la paziente ha aperto la maglietta, perché il tumore era in fase molto avanzata, e sono giovani donne. Quando abbiamo chiesto ma come mai non se ne è accorta, ha detto: pensavo non fosse niente di particolare, pensavo una cisti, ma anche se è una cisti, fatti vedere. È dal medico curante, che ha un ruolo fondamentale, e anche chiaramente poi dallo specialista.
Dottoressa, allora questi sono i grandi dolori del chirurgo, immagino, Esatto. no? Oltre che ovviamente dei pazienti, ma il chirurgo è spiazzato di fronte a questo. Significa che di queste discussioni ne dovremmo fare veramente sempre di Certo. più. Grazie dottoressa. Grazie a E voi. mi raccomando, ricordiamo l'appuntamento di dopodomani, Piazza Sesicora a Catania per Maggio in Forma. Prendete ovviamente nota di questo appuntamento e sarà per voi la possibilità di effettuare uno screening mammografico in un'età diversa da quello che oggi come oggi, insomma, è quello che normalmente ci arriva a casa con il foglietto per fare lo screening. Grazie ancora a tutti voi, il nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus tornerà naturalmente la prossima settimana.